Vogliamo una scuola pulita. Genitori sul piede di guerra, scatta la protesta delle scope. Per domani è stata organizzata, stiamo organizzando insieme agli altri plessi, per cui da Chirignago a Mira a Malcontenta, un sit-in per sensibilizzare un po' la popolazione a quello che è il problema delle pulizie nelle scuole. Scope alla mano, alle 8:30 i genitori passeggeranno su e giù per le strisce pedonali per protestare contro un contratto, un appalto, quello della Manutencoop, per le pulizie delle scuole che di fatto non sarebbe in grado di garantire l'igiene scolastica. Riescono a garantirci la pulizia dei bagni e della sala mensa. Per quanto riguarda aule e corridoi, naturalmente la situazione sta degenerando giorno per giorno. Mamme e papà mobilitati un po' in tutta la provincia, a Mira genitori, alunni e amministratori saranno domani mattina in manifestazione in piazzetta Matteotti. L'ASL ha dato l'ok alla riapertura della scuola elementare Leopardi di Mira Treporti, ma la situazione di fatto non migliora. Hanno spostato le forze dalle altre scuole per pulire queste, il risultato è che si stanno sporcando tutte. Ce l'ha scritto l'ASL nero su bianco, così non funziona. L'autorità sanitaria ci chiede più ore di pulizia, più mezzi. Intanto in altre scuole ci si attrezza come si può per far fronte ai tagli di ore, come alla scuola Capuozzo e Pascoli di Mestre. Allora lì hanno negato l'accesso mensa, quindi hanno ridotto gli orari, non fanno i rientri questa settimana. È proprio il discorso della pulizia della mensa. E in alcuni casi a pulire ci pensano addirittura i ragazzini. Si mettono con carta, straccio, acqua o alcol che sia e si mettono a pulire i banchi. O così o fanno le lezioni nel sporco. C'è niente da fare. I ragazzini stessi puliscono? Sì. Ragazzini. Nodo della vicenda è l'appalto alla Manutencoop, meno soldi per le pulizie uguali meno ore e persone che vi ci si possono dedicare. Intanto oggi incontro alla direzione regionale del lavoro dove c'è stata una prima apertura. È un'apertura di credito da parte dell'azienda, perché in questi giorni le direzioni scolastiche hanno ricevuto l'ordine da parte del Ministero di acquisire ulteriori servizi. Rispetto a questo Manutencoop ha aperto dicendo che nel ragionamento delle ore in più dei servizi verranno riparametrate ovviamente all'interno degli stessi istituti. Prossimo incontro giovedì, dove saranno presenti anche l'assessore al lavoro e pubblica istruzione Elena Donazzani e rappresentanti regionali del MIUR. A complicare la questione il fatto che l'appalto prevede contratti scuola per scuola con la Manutencoop a seconda del budget del singolo istituto. È venuta la Manutencoop e quindi siamo riusciti a parlare ed iniziare le trattative. Non ho ancora concluso il contratto e ho chiesto una pulizia straordinaria nel canone. Fuori canone però restano la pulizia della palestra, del bagno insegnanti e dell'aula magna. Intanto si muove anche la politica. Il sindaco di Mira annuncia un incontro per la prossima settimana con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e anche a livello regionale si chiede di intervenire. Quest'anno in bilancio chiederemo più risorse su questo fronte, il bilancio regionale, dall'altra però anche a livello nazionale sul tema delle pulizie ci devono essere maggiori risorse e una maggiore capacità organizzativa.